Sulla Stazione Spaziale Internazionale sta per arrivare il primo equipaggio completamente privato. Il lancio tra un paio d'ore, 4 nuovi passeggeri e sono l'inizio di una nuova era per la Casa dello Spazio. Silvia Rosa Brusini. Si lavorava da tempo all'ipotesi di una parziale privatizzazione della Stazione Spaziale Internazionale per abbattere i costi. La compagnia privata Axiom sta costruendo una sua parte da aggiungere un giorno alla casa orbitante. Chissà se il progetto andrà avanti, dati chiari di Luna internazionali. Per il momento il razzo Falcon 9 di SpaceX è pronto per portare su i nuovi clienti. Lui, Michael Lopez Alegria, è un ex veterano NASA e vicepresidente di Axiom e fa da capo spedizione. Gli altri, ciascuno paga 55 milioni, sono un uomo d'affari canadese, Mark Pathy, l'israeliano ed ex militare Air Force Eitan Stibbe e il miliardario dell'immobiliare Larry Connor. Staranno in orbita per 8 giorni, pacchetto completo, faranno anche esperimenti a bordo e torneranno sentendosi astronauti. Sono i primi di una serie. Axiom, che ha associato per la loro competenza alcuni ex astronauti NASA per gestire l'addestramento, prevede altri 3 equipaggi privati da portare presto sulla stazione spaziale. Era l'ultima notizia per oggi, che Leonardo torna lunedì. Grazie per essere stati con noi, buon weekend ed ora linea a Piazza Affari.